Giovedì 23 novembre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi in primo piano a scuola arriva l'educazione alle relazioni. Poi a Catania e a Palermo torneranno a dicembre le Orme, un gruppo rock degli anni 60 famosissimo ai suoi tempi. E infine vi suggeriremo una strada del centro catanese riqualificata e adatta per le vostre passeggiate e anche per le vostre cenette. Intanto un'occhiata al cielo, irrompono il maltempo e il freddo. Oggi allerta arancione della Protezione Civile su gran parte della Sicilia. Secondo gli esperti una sciabolata artica, così l'hanno chiamata, che colpirà anche la nostra regione fino a domenica, quindi sono previsti temporali anche di forte intensità e qua e là sono chiuse le scuole. Vediamo. Domani il Black Friday, venerdì nero, uno degli eventi commerciali più attesi dell'anno. Oggi il giovedì grigio per un'intensa ondata di maltempo. Un vortice ciclonico, ribattezzato sciabolata artica, sta già facendo sentire i suoi effetti su gran parte della Sicilia orientale, con pioggia, vento forte, mareggiate, temperatura in picchiata, in nottata e alle prime luci del giorno spruzzata di neve sull'Etna, tempeste di fulmini ieri sera nella riviera dei Ciclopi, questa l'istantanea con i faraglioni illuminati dalle saette. Secondo gli esperti, i fenomeni al momento intermittenti andranno ad intensificarsi nel corso della mattinata ed il maltempo dovrebbe protrarsi fino a domenica. La Protezione Civile regionale ha alzato a livello arancione l'allerta meteo per rischio idrogeologico su gran parte dell'isola, mantenendo quella gialla nel basso trapanese e nell'agrigentino. Scuole chiuse a macchia di leopardo in diversi comuni siciliani. Nel catanese, dove ieri sera si è registrato un violento temporale, i primi a firmare l'ordinanza di chiusura delle scuole sono stati i sindaci di Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catena e Aci Bonaccorsi. Oltre 20 comuni in provincia di Messina in cui non si farà scuola, tra questi Taormina, Letojanni, Nizza e Furci. Nel siracusano niente lezioni a Rosolini. Vi aggiorneremo nel corso della giornata. Intanto a Catania, supermarket della droga scoperto dai carabinieri a San Cristoforo, 4 arresti. Avevano riallestito una piazza di spaccio nella stessa abitazione di San Cristoforo dove solo qualche mese fa i carabinieri avevano trovato Dante, il cucciolo di razza Rottweiler a difesa del fortino della droga. A finire in manette 4 pusher di 21, 22, 23 e 35 anni, gli ultimi 2 già conosciuti per i pregressi arresti. Questa volta però il piccolo cane da guardia è stato sostituito con ben 7 telecamere per videosorvegliare la casa di Via di Giacomo, dove preparavano le dosi di marijuana e le vendevano ai clienti. Qui gli spacciatori si erano suddivisi i compiti. Uno di loro era l'addetto alle immagini dell'impianto di videosorveglianza trasmesse su un imponente smart TV, il secondo suddivideva la droga e la pesava, un altro ancora la impacchettava e il quarto la smerciava ai clienti. Una catena di montaggio perfetta messa in piedi sia per non far mancare lo stupefacente ai tossicodipendenti sia per sorvegliare allo stesso tempo la zona. I carabinieri, attraverso appostamenti a distanza e seguendo anche i clienti che entravano nell'appartamento ad ogni ora del giorno e della notte, hanno fatto scattare il blitz, facendo irruzione in quello che possiamo definire un supermarket della droga. In casa i militari hanno colto in flagrante i 4 soci mentre erano impegnati a svolgere le loro specifiche mansioni. Gli uomini dell'arma hanno trovato inoltre droga e soldi provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e i 4 sono stati tradotti nella casa circondariale catanese di Piazza Lanza. È il momento della rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. E allora cominciamo con la Sicilia di Catania. Eccolo qui i 2 titoli principali. Vediamo Meloni e Berlino mai così vicini, questo scrive la Sicilia. Passi avanti sul patto di stabilità nell'Unione Europea, manovra dietro il front della Lega, ma l'iter va a rilento. E poi la foto notizia che leggiamo: in nome di Giulia, ok B Partizan, al disegno di legge contro la violenza sulle donne, Toretta domani sarà in Italia. Ma intanto ci sono anche altre notizie. È in fin di vita un 78enne ad Agrigento, il festival apre con flop e l'organizzatore si spara in testa, mentre a Caltanissetta montante archiviato nell'indagine per mafia, la difesa adesso chiede le carte. Le altre notizie intanto regionali: task force contro il bullismo, facciamo crescere giovani sani, un progetto della regione e anche dell'ufficio scolastico
scolastico della Sicilia. C'è l'SOS delle imprese siciliane, paghiamo la tassa aggiuntiva delle infrastrutture carenti, incontro che c'è stato a Menfi e anche a Palermo. E poi le polemiche anche qui riportate sul ministro Lollobrigida, bufera per lo stop del treno, lui nessun abuso perché si è fermato in una stazione che insomma pare che altri avessero già utilizzato secondo quello che ha raccontato, poi vedremo e sapremo di più. Nelle pagine interne, a proposito di quello che abbiamo letto sulla morte della povera Giulia, sì, ho ammazzato la mia fidanzata, non ho avuto il coraggio di uccidermi, queste le prime parole di Tourette alla polizia tedesca, domani potrebbe già essere in Italia e intanto sono in aumento le chiamate all'helpline al 1522, sono davvero tantissime le giovani donne italiane che stanno vivendo una situazione simile a quella in cui si trovava Giulia prima della sua morte, hanno lasciato fidanzato e a scuola o a casa sono assediate dalla presenza dell'ex che vuole riallacciare la storia o che le minaccia travolgendole di messaggi e telefonate, così torna utile il 1522, un numero che ha salvato fra le altre cose una giovanissima da uno stupro proprio qualche giorno fa. Infrastrutture carenti e le imprese siciliane pagano un'altra tassa, c'è l'ennesimo SOS, parlare Ferruzzi di Sibeg, però porti di Catania e Messina troppo piccoli, i costi aumentano e Monti denuncia la lentocrazia, quindi diciamo che già la burocrazia sappiamo essere praticamente qualcosa di diciamo complicato e si ci aggiunge anche la lentocrazia. Guarda, questa è la notizia di cui abbiamo sentito prima il servizio, irruzione dei carabinieri nel fortino, videosorvegliati sono stati presi in 4 proprio a San Cristoforo, la pagina dedicata alla città di Catania. La vediamo subito perché sono tantissime notizie a proposito delle richieste che sono state avanzate al prefetto per quanto riguarda le aggressioni agli autisti della MTS, più vigilantes non armati a bordo. C'è stato un incontro ieri in prefettura, si è discusso anche dell'edizione 2024 della festa di Sant'Agata, la parola d'ordine sicurezza concertata, questo è quello che è venuto fuori. Intanto una notizia che riguarda sempre le donne, ce ne siamo occupati nel telegiornale di ieri, ossessiona e diffama la donna che lo ha rifiutato, obbligo di residenza per uno stalker cinquantenne, l'incubo è emerso dalle indagini della polizia postale. Poi ancora altre notizie e ci riportano anche a quella che è la situazione meteo, scuole chiuse in 10 comuni, stiamo parlando della provincia di Catania. Queste le notizie che arrivano dal quotidiano La Sicilia, siamo adesso alla prima del giornale di Sicilia, il titolo principale e il ritorno in qualche modo alla vicenda sanatoria, perché demolire e riedificare la sanatoria raddoppia. Scrive così: c'è una guerra di emendamenti in commissione, un'ulteriore modifica al condono per le case abusive in riva al mare e scatena le polemiche ancora una volta alla Regione. Trasporti, a dicembre disponibile il mare bonus per i camionisti, un annuncio del vice ministro a Palermo per una iniziativa al porto, quindi probabilmente i camionisti che viaggeranno magari prendendo traghetti avranno in qualche modo un bonus. E poi c'è un progetto della regione siciliana, un progetto pilota antibullismo, telefono azzurro attiva una linea, questa è un'iniziativa della regione. Poi si torna invece al Far West, gli ospedali Far West, perché Palermo ha diciamo una situazione piuttosto complessa e grave da questo punto di vista. Il personale è costretto ad aprire la camera mortuaria prima dell'assistenza a una paziente, al policlinico c'è un altro furto, spariti un carrello e 2 poltrone, dopo il raid al civico 2 denunce per minacce e violenze. Insomma, situazione davvero complicata per gli ospedali palermitani. E poi ancora deceduto l'anziano travolto da un'auto, questo per quanto riguarda Brancaccio, e c'è stato un secondo naufragio in pochi giorni, dopo la piccola di 2 anni è morta adesso una donna 26enne, sempre a causa di questi viaggi cosiddetti della
Speranza. Fa fermare il treno in ritardo e scende, bufera sull'Lollobrigida, richiamato dunque anche dalla giornata di Sicilia, però Trenitalia in una nota dice tutto regolare, così scrive, le opposizioni si dimette, la replica, potevano andarsene pure gli altri, insomma una fermata intermedia, non si capisce, forse non era prevista sul tragitto questa Può essere utile, no? vedremo un po', capiremo nei prossimi giorni. Poi attenzione a questa notizia che arriva da Repubblica. Terremoto all'Ateneo, docente accusato di sessismo. È arrivata una lettera anonima che denuncia molestie alle specializzande. Il rettore allerta la procura, in corso delle indagini. Intanto è scattata un'indagine a Palermo, sì, alla facoltà di medicina. Possiamo leggere di più. La lettera è arrivata sul tavolo del rettore dell'Università di Palermo venerdì scorso, è anonima ma circostanziata. La denuncia riguarda episodi gravissimi. Un professore ordinario di medicina, identificato con nome e cognome, avrebbe rivolto espressioni sessiste e molestie verbali ad alcune specializzande di chirurgia generale del Policlinico. Un professore. Un professore. Questo è quello che c'è in questa denuncia. E poi questo sa quasi di beffa. Ascensore guasta l'ufficio disabili, visitati in strada come schiavi. Quando si dice che proprio non va praticamente nulla. C'è un dossier poi di Repubblica, WWF sferza la politica, più roghi, più soldi. Queste certo, sono le notizie che arrivano dalla prima pagina. Qualche approfondimento in più a proposito della vicenda del professore che avrebbe fatto queste avance, accuse terremoto a medicina, accuse di sessismo ad un prof, il rettore allerta la procura in una lettera anonima, frasi apprezzamenti di un docente su alcune specializzande, via all'indagine interna. Non è quello No, questo è il rettore dell'Università ecco. di Palermo che per carità. e quindi insomma una vicenda certamente cioè lui ce l'ha per le mani sta esattamente, storia. la sta trattando, sta verificando l'indagine interna. E poi l'abbiamo vista l'altra notizia che ha dell'incredibile, cioè che all'ufficio disabili c'è l'ascensore guasto e le persone vengono visitate in strada come degli schiavi, sulla sedia a rotelle, aspettando il medico perché l'ufficio si trova al primo piano, un atto necessario per avere un certificato. È una situazione questa da approfondire. La Regione presenta un piano che coinvolge, intanto stiamo parlando di altro tema, è quello del bullismo, 800 istituti e che prepara docenti, studenti e genitori a reagire al fenomeno. Scuole in campo contro i bulli, 2 milioni per finanziare la formazione e il telefono dedicato. Il telefono dedicato è quello che dicevi poco fa. Sì, c'è una linea attivata da telefono azzurro. 1522. No, quello è per la violenza per le donne. Il 23% dei ragazzi è vittima di episodi per l'orientamento sessuale o per la disabilità. I giovani protagonisti in ogni provincia dell'isola diventeranno educatori per i loro coetanei. Questa è una bella iniziativa pilota che potrebbe anche essere una sorta di modello per le altre regioni italiane. Ieri ce ne siamo occupati proprio nel corso dei nostri TG. Adesso invece vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, un patto per il cantiere Sicilia. Oggi ci sarà una importante firma di un'intesa tra la Regione e WeBuild per avviare la formazione al lavoro di migliaia di giovani e alle falde dell'Etna si inaugura la più innovativa fabbrica di conci. Questo è quello che avverrà oggi, un protocollo di intesa per la formazione e l'avviamento al lavoro di migliaia di siciliani da impiegare nei cantieri ferroviari e autostradali in corso di realizzazione nell'isola. Inaugurazione della nuova fabbrica di conci costruita a Belpasso, alle falde è molto importante perché procura lavoro questo. Procura lavoro, cercheremo chiaramente nel corso del nostro telegiornale di spiegare cosa succede oggi. L'università è chiamata a scegliere un nuovo rettore, stiamo parlando di Messina, primo turno elettorale a Messina per il dopo Cuzzo-Crea. E ancora riguarda i territori. A Barcellona, territorio esposto a gravissimi rischi 12 anni dopo l'alluvione, quindi gli attesi lavori di messa in sicurezza dei torrenti con il Longano in testa e delle Saie sono ancora bloccati dalla burocrazia e dai rimpalli tra uffici regionali e comunali. Mentre a Sant'Agata di Militello
la paziente morta in ospedale sono stati assolti 2 medici, nessuna responsabilità a carico dei 2 dottori che erano accusati evidentemente di caso di mala sanità. Vediamo un po' ancora le altre notizie che arrivano proprio dalla città dello Stretto. Autorità portuale, Ranieri è stato nominato commissario, e poi ancora una notizia di cronaca: omicidio Ravidà, caso archiviato, l'esecuzione dell'allevatore tra Fiume d'Inissi e Ali Superiore. Escono di scena tutti e 10 gli indagati su cui la procura e i carabinieri avevano svolto a lungo degli accertamenti. Questa è la situazione. I corsi a scuola contro la violenza di genere, femminicidi, arginare tanto orrore. La Schlein chiama la Meloni, impegno bipartisan. Abbiamo visto che c'è stato, insomma, il voto. Ne parleremo qui fra poco con un ospite, fra un quarto d'ora, alle 8:30 qui a Buongiorno Sicilia. E poi 4 giorni di stop, Israele-Hamas, tregua sul filo. I primi ostaggi forse liberi domani, perché doveva essere già oggi la giornata della liberazione, ma pare che ancora non c'è la firma sull'accordo di Hamas, e quindi questa procedura va a rilento e slitta a domani. Bufera sul ministro Lollobrigida che fa fermare il Freccia Rossa. Un richiamo invece a quanto avviene sul tennis con lo sport, esordio con l'Olanda, si punta sul fattore Sinner, e oggi dunque la nostra Italia in qualche modo potrà farsi valere contro l'Olanda. Allora cerchiamo di approfondire un paio di notizie soltanto dalle pagine interne della Gazzetta del Sud. Infrastrutture e lavoro, un patto per l'isola, si inaugura a Belpasso Roboplant, la più innovativa fabbrica di conci in Italia. Il presidente Schifani e la D del gruppo Will Build Salini firmeranno l'intesa per la formazione di migliaia di giovani siciliani. Questo è l'approfondimento in tema di lavoro. E poi invece per quanto riguarda il ponte sempre, la commissione Ponte c'è, si tratta adesso sulla presidenza istituita ufficialmente in Consiglio Comunale, ma chi la guiderà? La maggioranza ha candidato Trischitta, l'opposizione prende del tempo, e ancora dunque da decidere questa vicenda. Chiudiamo con un'ultima notizia, l'abbiamo già vista, la approfondiamo. In Sicilia la nostra regione è avanguardia nella lotta al bullismo, il 27% degli studenti subisce delle vessazioni, ragazzi esposti alle insidie della rete. La Regione e anche l'Ufficio Scolastico Regionale varano un progetto pilota che coinvolgerà 802 istituti scolastici, il rapporto di telefono azzurro, insomma un'iniziativa importante. Molto, molto importante. Bene, ci fermiamo soltanto per poco e poi dopo vedremo i giornali nazionali, sempre con Angelo. Fate una breve pausa con noi, buon caffè e buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento di dare un'occhiata ai quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Bene Michele, allora cominciamo stamattina con il Corriere della Sera, subito in apertura, vedi il titolo: slitta il rilascio degli ostaggi, l'intesa con Hamas, cessate il fuoco per 4 giorni, ma Israele in libertà non prima di domani. 50 nomi nella lista donne e minori, c'è anche un bambino di pochi mesi, lo scambio con 150 detenuti palestinesi. Questo è quello che si è raggiunto in questo accordo. E poi ancora si può leggere il ruolo degli USA, una trattativa dura e straziante, perché non è stato facile arrivare a questo cessate il fuoco che dovrebbe scattare dalle 10 di stamattina circa. Speriamo che ci sia questa tregua che possa reggere e che si possa effettivamente... Perché il pressing è stato fortemente americano, perché Netanyahu non era tanto convinto. Assolutamente, ha detto fra l'altro che dopo la tregua riprenderà di nuovo i combattimenti. Allora, poi parliamo di un altro fronte, perché ieri al G20 c'è stato l'intervento di Putin. Putin adesso auspica la sua pace, perché lo zar
ora è più sicuro. Questo è quello che viene fuori. Poi c'è questa fotonotizia che ci porta invece in Olanda, dove l'estrema destra con Wilders è la prima, e quindi la sorpresa del leader populista è islamofobo. Ecco, andiamo bene. Questo è quello che è successo in Olanda. Poi un'altra serie di notizie. Intanto Giulia disse: vorrei sparisse ma temo per lui, è depresso, questa è la sua dichiarazione. E poi sappiamo del sì all'estradizione. Filippo, ho pensato di farla finita. Queste sono le notizie, diciamo, più attuali sulla vicenda, sulla morte terribile di Giulia, la strage e i numeri, il paese dei femminicidi, 20 anni di dati che vengono poi ripercorsi e riportati all'interno del Corriere. Quell'odio da rifiuto è un altro approfondimento da seguire e da leggere. Altro tema completamente diverso, il patto di stabilità, Meloni da Scholz, passi avanti, insomma forse ci sarà un accordo con la Germania per cercare un'intesa su quello che sarà il nuovo patto di stabilità nell'Unione Europea. Siamo adesso alla prima pagina invece di Repubblica, che apre, così come abbiamo visto sul Corriere, con il Medio Oriente. Gli ostaggi in bilico, perché il tema è quello del rilascio che slitta infatti il rilascio previsto per oggi. Hamas non ha consegnato la lista dei rapiti che vuole liberare, salta anche la tregua e quindi praticamente ancora si continua a combattere. L'operazione prevedeva lo scambio di 50 israeliani con 150 palestinesi, le famiglie dal Papa, vogliamo tutti liberi. E poi anche qui Putin al G20, fermare la tragedia in Ucraina, Scholz allora sì, ritiri. Insomma, queste sono... Mi pare sacrosanta la valutazione di Scholz. Il quadro è questo. Vuoi la pace, ritirati. E poi la stretta sui femminicidi e la telefonata tra la Meloni e la Schlein su questo tema. In un audio c'è l'angoscia, tutta l'angoscia di Giulia: non so come, vorrei sparire dalla sua vita. Questo è quello che... cioè, i presentimenti terribili di questa che ragazza, sentiva, che avvertiva. Una cosa veramente atroce, che strazia proprio. Abbiamo anche qui la bufera su Lollobrigida, treno in ritardo, il ministro lo blocca per scendere. Ultima fermata Caivano, c'è poi una riflessione di Carmelo Lopapa e c'è un'intervista invece con Bonomi, Berlino aiuta le sue imprese. Noi dimenticate parlare ovviamente Confindustria, perché in Germania pare che ci siano dei sostegni più, diciamo, più forti per le aziende. E poi lasciamo la prima pagina di Repubblica, siamo invece sulla Stampa, che ha un'apertura diversa rispetto, come abbiamo visto, sia al Corriere che a Repubblica, perché si parla di PNRR, c'è il sì dell'Unione Europea a quello che è il nuovo piano presentato dall'Italia, via libera dalla Commissione Europea al cambio del recovery, in arrivo anche i 16,5 miliardi della quarta rata, quindi continuano i finanziamenti europei per l'Italia. Si parla anche di Giulia, come vedete, l'ultimo audio, vorrei lasciarlo ma temo si uccida, le legge bipartisan, è arrivato ieri via libera anche al Senato. Quanto era buona, vedi, lei diceva, ho paura per la sua vita, si preoccupava per lui. Immaginiamo l'angoscia di questa ragazza e poi quello che è successo dopo, ancora più terribile. Altre vicende, altri temi stamattina sulla Stampa, la polemica, le ferrovie dello Stato con Lollobrigida, Renzi e il Movimento 5 Stelle si dimette a proposito ovviamente della richiesta di fermata avanzata dal ministro Lollobrigida. Poi invece possiamo andare a vedere un altro titolo sullo Ius Scholae, l'apertura di Forza Italia dopo la proposta del sindaco di Torino, Lorusso, di dare la cittadinanza ai ragazzi che frequentano le nostre scuole, perché di fatto sono quasi tutti in aula ma senza avere la cittadinanza italiana. E poi due notizie in primo piano, due fotonotizie. Il bluff di Putin, questa è la notizia, ritorna alla G20, parla di pace ma attacca Kiev, quindi insomma non è cambiato nulla.
E poi l'altra notizia che viene trattata con una foto in primo piano e con una delle tante vittime o comunque una delle persone che sono rapite verso la libertà. Siamo nella guerra, parliamo della guerra in Medio Oriente, la ferita insanabile dei kibbutz, perché sappiamo che lì ci sono state davvero delle autentiche stragi. Forse Ma il rinvio è a domani, come il rinvio è a domani e si spera che si possa finalmente arrivare a questa liberazione degli ostaggi. Cambiamo temi, adesso vediamo un po' di temi economici, perché c'è questa storia degli imballaggi, no, che potrebbero sparire. Ce ne siamo occupati ieri mattina nel corso anche di Buongiorno Sicilia, perché c'è una buona notizia per l'Italia. Ok dall'Europarlamento alle richieste delle imprese italiane. Dunque, previste esenzioni dal riuso quando ci sono percentuali di riciclo sopra l'85%. Quindi che cosa significa questo? Che se noi riusciamo a riciclare sopra l'85% tutte queste materie che arrivano praticamente dagli imballaggi, anche quelli piccoli, potremmo evitare questo riuso. Confindustria parla di risultato importante, ora la parola ai governi e al Consiglio dell'Unione Europea. Parliamo anche di intelligenza artificiale, perché sappiamo che ci sono tante polemiche in questi giorni, ce ne sono stati. OpenAI, Altman torna CEO, le mani di Microsoft sulla società, quindi ci sono grandi movimenti, perché questo è una delle nuove frontiere della tecnologia per il futuro. Un'ultima notizia che riguarda sempre l'economia: patto di stabilità, ecco la bozza per trovare l'intesa all'Ecofin, quindi ci sarebbe un documento pronto per finalmente trovare una soluzione buona per tutti. Eccolo qui, libero. Parla di femminismo cieco, patriarcato islamico. Altre 2 aggressioni, il 40% degli stupri in Italia è commesso dai immigrati, eppure per le loro vittime nessuno scende in piazza. Quindi una nuova, si sposta l'obiettivo in qualche modo da parte di Libero. Siamo sul Fatto Quotidiano invece, vediamo cosa dice Olmert: offrì il 94% di Cisgiordania e Gaza, ma Abu Mazen fuggì. L'ex premier parla al Fatto, il piano di Bibi è criminale, questo è quello che c'è scritto. Poi però, vedete, la notizia, la foto notizia, il marchese del Lollo, lui può, Lega e Forza Italia zitte, le opposizioni se ne vada. Questo è quello che scrive stamattina a proposito del ministro. Il ministro al capotreno: devo scendere, varie telefonate in Ferrovie dello Stato, poi c'è stato il via libera. Allora, il Tempo di Roma. Un nuovo domani, parla di un nuovo domani per le donne. Stamattina il quotidiano di Roma: dopo il femminicidio di Giulia, il DDL Roccella diventa legge, previste misure più severe per prevenire proprio queste violenze. Ammonimento, braccialetto, distanza minima di 500 metri, attenzione ai reati spia. Turetta alla polizia tedesca: volevo farla finita, domani ci sarà l'estradizione. E poi ancora c'è un piano d'azione tra la Meloni e la Scholz, siglato la collaborazione rafforzata su economia, difesa e politica estera. E poi chiaramente non si può, anche il Tempo torna su Lollobrigida: nessun abuso di Lollobrigida, in 6 mesi 207 fermate straordinarie. Quindi le fanno d'abitudine. Sì. Non è un'eccezione. Non è un'eccezione. E poi vedi cosa scrive. Lui chiede, dice: questo va solo a Agnano, cioè a fare la corsa dei cavalli, o passa pure da Caivano, così scendo anch'io? Insomma, questa è cosa ci ha riservato il Tempo. Un paio di giornali ancora, credo abbiamo un paio di minuti forse, vediamo un po' se ci arriviamo, altrimenti no. Abbiamo un minuto e mezzo. Ce l'hai. Il muretto di Berlino, scrive stamattina il giornale, nel senso che parla di questo patto tra l'Italia e la Germania: migranti, ricerca, gas e difesa. Meloni strappa un accordo storico con il cancelliere Scholz. Resta la resistenza tedesca sul patto di stabilità. Quello praticamente è la situazione. La Premier al G20 gela Putin, pace, ritiri le truppe. Così siamo tutti d'accordo e stiamo sereni. L'ultima prima pagina. Il ministro Speranza, indagato per omicidio, scrive La Verità. Clamorosi sviluppi, l'inchiesta di Fuori dal Coro e La Verità. All'ex ministro contestati anche
somministrazione di medicinali, guasti e falso, con lui nel registro della Procura di Roma pure l'ex direttore dell'AIFA Magrini, che quando gli segnalarono eccessi di mortalità cardiovascolare scrisse: ma così si uccide. Questi sono i tempi del Covid. Stiamo quindi. parlando dei tempi, però ovviamente la verità. Titolo È fortissimo. l'unico giornale stamattina che scrive così in prima pagina. E ancora Lollobrigida, fermato il treno, tempesta in un bicchiere d'acqua dei professionisti degli elicotteri blu. Insomma, accuse e controaccuse da una parte e dall'altra. Ci fermiamo qui per il momento, Michele. D'accordo, bene. Guardiamo che tempo fa, che oggi è una giornata bruttina, direi, come minimo. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di giovedì che vedrà ampi spazi soleggiati sulle regioni centro-settentrionali. Il contesto qui si manterrà stabile e asciutto. Tempo invece instabile all'estremo sud, sarà quindi una giornata perturbata sulla Sicilia. Avremo dunque acquazzoni e temporali localmente intensi a più riprese nell'arco della giornata. Non mancheranno quindi delle pause asciutte, ma il tutto sarà accompagnato da venti sostenuti. Temperature massime diurne che oscilleranno tra i 16 e i 21 gradi. Contesto di variabilità poi nella giornata di venerdì, non mancherà il sole, il cielo si presenterà molto nuvoloso, saranno possibili dei piovaschi nell'arco della giornata. Ventilazione in attenuazione, il tutto con temperature massime diurne che localmente tenderanno a perdere anche qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Sì, infatti vi ricordo che tutti i giorni, prima del TG, da non perdersi, c'è chi la vuole cotta alle 13, alle 19.30 su questa rete, su Antenna Sicilia. Buongiorno a Cristiana Boraffini, sessuologa e psicoterapeuta. Buongiorno a Emma Baeri, saggista intellettuale. La notizia è questa: il Senato ha approvato all'unanimità, quindi c'è un'intesa anche fra maggioranza e opposizione, alcuni dicono fra Meloni e Lascheline, tanto per parlarci chiaro, ha approvato all'unanimità il disegno di legge che introduce norme più severe contro la violenza di genere. L'aula però era semideserta, come si è vista ampiamente sui quotidiani e sui telegiornali di ieri. Che ne pensate? Il solito tabù, siamo ancora Può qua. parlare un po' più forte, per favore? Il solito tabù, siamo ancora qua. È la tipica storiella del non si parla di questo, mi turba troppo affrontare questo argomento. Siamo qua perché dobbiamo cambiare una cultura e quindi bisogna esserci. È giusto fare rumore piuttosto che disertare ancora una volta. Però, prego. Le aule sono deserte, ma le piazze sono piene. Sì, questo non c'è dubbio. Però Conta, significa. un'ora alla settimana intanto, contemporaneamente, diciamo, affiancato a questo, di educazione alle relazioni nelle scuole superiori con incontri per 3 mesi all'anno e un totale di 12 sessioni. Potrebbe essere un inizio importante. Ma quello che è importante sarebbe formulare meglio questa ora. Di fatto l'educazione alle relazioni o educazione sentimentale. I sentimenti andrebbe organicamente inserita nell'educazione civica. Perché, ecco. Cioè che non però può noi essere non abbiamo l'educazione No, civica. però nelle scuole c'è, credo. C'è? Si fa, sì, perché io ho una figlia che insegna al liceo e ha lavorato l'anno scorso su queste cose qua. Vabbè, la regione Emilia-Romagna è molto avanti, si Ma può dire. chi dovrebbe Esatto. insegnare e che cosa? Ci sono i formatori, ci siamo i formatori, abbiamo dei protocolli, abbiamo delle linee guida organizzate dalle comunità scientifiche che si occupano di questi argomenti e inoltre si è aggiunta l'UNESCO con un documento di educazione sessuale comprensiva, cioè senza trascurare tutti gli aspetti relazionali e corporei, perché parliamo di corpo e relazione. Quindi introducendo il concetto di rispetto al corpo e alla relazione e partendo dall'idea che dobbiamo trasferire finalmente che uomini e donne
partono dagli stessi... Scusate se vi interrompo, questo cartello conferma ciò che dicevamo prima: l'Italia è tra i pochi paesi dell'Unione Europea a non 5. avere ancora l'obbligo di educazione sessuale 5. a scuola. Siamo Quindi rimasti noi non in ce 5. l'abbiamo. No, l'educazione sessuale, ma l'educazione civica fa parte dell'insegnamento di storia. Quindi il luogo in cui dovrebbe essere incorporato questa cosa è proprio l'insegnamento di storia. Lei dice la scorciatoia c'è, abbiamo già l'educazione civica, mettiamoci dentro anche l'educazione sessuale e sentimenti. Vabbè, io, come fa a dire, per mia storia, io sono stata ricercatrice di storia moderna, scienze politiche, e mi sono occupata di metodologia della ricerca storica. Posso dirvi cosa significa incorporare l'educazione sentimentale nella storia, nell'insegnamento della storia, ma questo forse non c'entra. Comunque io volevo solo farvi vedere, non so se conoscete. Ci faccia vedere, sì. Allora, ecco, vediamo un po' se riusciamo a inquadrarlo. Anche la cancellazione è violenta. Questa è della regione Emilia-Romagna. Ecco, che cosa vuol dire? Cosa significa? Che un collettivo femminista catanese di cui io faccio parte, che si chiama Voltapagina, Rivoltapagina, come dire, a partire dal 2014 si è reso conto che c'era una grande carenza di educazione sentimentale. Eravamo, io posso dire due dati, diciamo. Prego. Ecco, nel 2014 eravamo alle vigilie del 25 novembre, un po' prima di adesso. Ci riuniamo il collettivo, diciamo cosa dobbiamo fare, come tutti i collettivi pensano, si deve fare il 25 novembre. E allora ho detto io, mi ricordo, basta, certo, scarpe rosse, panchine, però, ma perché? Da dove viene questa violenza? E mi sono ricordata, sa quando viene la memoria involontaria, che quando io facevo esercitazioni di metodologia della ricerca storica e scienze politiche, una volta, alla prima lezione, io ho detto ragazzi, primo anno, quindi ventenni, ragazzi, prima di iniziare la lezione, quella canonica, ditemi una cosa, che personaggio storico avreste voluto essere? Era una classe composta di maschi e femmine, e scrivete questo personaggio in un foglio di carta, non c'è voto, mettete solo MF. Che è venuto fuori? Maschio o femmina. È venuto fuori che appena ho detto questa frase, le ragazze smarrite, che personaggio storico, i maschi tutti così, che significa che se lei apre un libro di storia, ancora ora un po' meno, personaggi storici femminili che possono, come dire, essere non solo memorabili, ma nei quali le ragazze possono, come dire, vedersi. Ce ne sono pochissime, c'è Giovanna d'Arco, qualche regina, ma non esiste, come dire, un personaggio. Mentre i maschi erano contentissimi. Garibaldi, Napoleone, Giulio Cesare. Certo, quando abbiamo detto cosa dobbiamo fare per il 25 novembre, nel mio collettivo Rivoltapagina, io ho detto guardate ragazzi, cerchiamo sulla base proprio del desiderio di ciascuna, quindi non è stato un compito, tutte le donne che secondo noi sono state cancellate alla storia. Allora, anche la cancellazione è violenza, significa ecco che cosa che significa. Cancellare dai libri di scuola, la violenza nasce a scuola. Però voglio dire questo, secondo la nostra pubblica istruzione, l'80% degli adolescenti italiani si rivolge a internet per avere informazioni sulla propria sessualità e un giovane su due non affronta questi temi mai in famiglia. Si rivolge a internet, quindi a dei messaggi pornografici. Parli forte per favore. Quindi a dei messaggi pornografici che sono pantomime. Inoltre questo produce un effetto a catena di dipendenza da queste sensazioni che derivano dall'offerta esagerata delle immagini pornografiche, e questo rovina poi la relazione reale con la fidanzatina di turno, perché non sarà mai paragonabile. D'altra parte volevo dire una cosa, scegliere un eroe maschile è conveniente perché appartenere alla categoria maschile significa avere dei privilegi. Di contro, avere dei privilegi vuol dire avere un atteggiamento di un certo tipo. Se io appartengo alla categoria maschile sarò più fortunato, avrò carriera più facile, guadagnerò di più, però il mandato che mi chiede la società è che io non debba accodarmi a emozioni come tristezza, paura, femminili, ma l'unica emozione concessa a questi uomini è la rabbia. Se nel frattempo non gli insegniamo a riconoscerla, la agiranno e siamo ancora qui per questo, ancora.
L'educazione però è anche prevenzione, è fondamentalmente prevenzione, cioè perché se più si conoscono le cose uno poi si comporta anche in maniera diversa. Pensare che nel patrimonio etico del cittadino e delle cittadine l'educazione sentimentale incorporata all'educazione civica, cioè è fondamentale, perché lì comincia. Perché le famiglie vivono, è vero, le famiglie figlie vivono la condizione, diciamo, socio-culturale, socio-economica. Parliamo dell'educazione allora. Quindi l'educazione... Allora, cercare, si parte da lì, perché io ho portato questo. La Regione Emilia-Romagna ha detto, attraverso una mediazione, diciamo, filiare, potrei dire, ha acquisito questa mostra che noi abbiamo fatto attualmente, oggi, domani, fino al giorno 1, questa mostra è a l'università la espone a Villa Citelli. Il nostro collettivo ha donato all'università questa mostra e non so se abbiamo fatto bene, fino a che punto, perché voglio dire è stata chiusa a Villa Citelli per 2 anni. Voglio dire, speriamo meglio. Comunque vengono gli studenti a vedere questa mostra. Cosa vedono in questa mostra? Vedono tutte queste, vede com'è? Sono tutte queste figure di donne che sono state sottratte al buio, diciamo, di una storia imperfetta e che le ragazze sono entusiaste, ma anche i maschi, perché voglio dire, rispecchiarsi in un mondo così, come dire, maschile con tutte queste caratteristiche di cui parlava Cristiana, non è che faccia bene alla salute, voglio dire, anche dei maschi, tant'è vero che adesso, cioè, nelle manifestazioni di massa, cioè, a Bologna c'è stata una marea di quei maschi e femmine. Che succede nelle manifestazioni? Succede che tutti quanti, maschi e femmine, dicono contro il patriarcato. Una domanda che in parallelo, perché stiamo parlando dell'ora di educazione alle relazioni, ma stiamo anche parlando, l'ho detto poco fa, che il Senato ha approvato il disegno di legge con le norme più severe. Servono queste norme più severe? Servono, e serve anche spiegare ai ragazzi che loro, pur avendo dei privilegi, in realtà la scienza, un bellissimo studio del 2018 americano, ha dimostrato che la salute sessuale degli uomini è peggiore di quella delle donne e ha dimostrato che questo, e lo sappiamo tutti, il doppio dei suicidi, il doppio degli infarti e della depressione, hanno scoperto che dipende proprio da questa incapacità di regolarsi emotivamente, perché sono obbligati a mantenersi uomini duri che non chiedono mai, e questo fa male alla salute. Forse se gli diciamo questo un po' cioè si dovrebbero preoccupare, se no gli viene l'influenza. Un po' di più dell'influenza. Allora, adesso poi ci abbiamo alla conclusione naturalmente provvisoria di questo nostro incontro molto interessante. Qui in questi giorni si sta discutendo di 2 temi fondamentali. Da una parte il patriarcato, all'origine purtroppo anche del delitto di Giulia, del femminicidio di Giulia, e dall'altra la famiglia. Lo ha detto per esempio anche il nuovo procuratore di Napoli, Gratteri, ha detto: ma quale patriarcato? È la famiglia che deve intervenire. Qual è la vostra opinione? La mia opinione è che il patriarcato, diciamo, ha prodotto una forma di famiglia che nel tempo, qua non si può dire una cosa troppo lunga, cioè è la famiglia così come è costituita, come storicamente in Occidente, perché qua bisogna contestualizzare, non è che dappertutto è così, ha creato le condizioni in cui c'è una divisione sessuale del lavoro a tutt'oggi, in cui gli uomini hanno un lavoro prevalentemente fuori e le donne prevalentemente dentro. Sì. Adesso però, che a partire dagli anni 70 la rivoluzione femminista delle donne ha svegliato, ma non solo le donne ma anche gli uomini, ci sono un sacco di uomini, tra virgolette, femministi, ma nel loro interesse, non per solidarietà. Sì. E allora io, finendo il discorso, non credo che una politica securitaria autoritaria risolve il problema. Può aggiungere qualche assistenza prima, questi servizi, può aggiungere anni di galera, può aggiungere quello che vuole, ma la questione è culturale e politica, perché questo nodo bisogna guardarlo là dove nasce. Però prego. Dire che la famiglia se ne deve occupare fa paura alla famiglia. In realtà hanno scoperto con le ricerche che l'educazione sessuale affettiva, relazionale, affidata ai formatori,
è molto più utile che affidarle alla famiglia, che d'altra parte non ha le competenze, perché si dovrebbe rieducare da zero. Un'ultima battuta su un dato allarmante, impressionante, che ci ha sconcertato in questi giorni. Mentre noi discutiamo, noi donne, uomini, istituzioni, tutti discutiamo di questo, patriarcato, famiglia, famiglia che non si rende conto dei problemi dei figli, eccetera, eccetera, abbiamo scoperto attraverso TikTok e attraverso simili cose che ci sono ragazzi che dicono: che devo fare io quando mi piace una ragazza? L'attacco al muro. E alle ragazze, alcune ragazze, poche ragazze, piace. Lo chiamano malessere, questo qua, mi piace malessere. Cioè quando un uomo è un po' brusco, perché in realtà vuol dire che ci tiene. È un fenomeno sconcertante, mi sembra un tornare indietro di mezzo secolo, però è la modernità, è la contemporaneità, è la rete. Secondo l'OMS oramai la violenza di genere è un'epidemia non riconosciuta, proprio perché nella... Ma manco le ragazze lo riconoscono a questo punto. No, il patriarcato l'abbiamo dentro anche noi sono donne. maschilisti. Ma il patriarcato, non sono solo una alla volta, se no non si capisce. Il patriarcato è una struttura, diciamo, simbolica, ma è anche un'organizzazione sociale che ha formato uomini e donne, le donne spesso, ma perché esiste il conflitto violento, tutti questi sentimenti negativi, l'interiorizzazione del patriarcato? Infatti io non voglio dire, il femminismo ha fatto questo lavoro, partire da sé, ognuno, lei, tu, io, dobbiamo partire ciascuno da noi e vedere ma dov'è che stiamo male, ma cos'è che vorremmo fare. Questa è l'autocoscienza, è una parola imprevista che però è quella che muove dal basso, cioè dal fondo della realtà soggettiva, perché fare leggi punitive sì, serviranno, ma sono veramente sono dei grandi alibi anche. C'è un grande lavoro da fare, è importante. Ho sentito rievocare parole che erano... Certo. Anni e anni che ma non io ho sentivo 81 più, anni. tipo autocoscienza, che mi ricorda Certo. un po' i miei anni quando eravamo giovani noi, Certo. e voi donne ci avete rivoltate come calzini e abbiamo imparato che cos'è la parità di genere e il rispetto per le donne. Da un pezzo ci sono i gruppi di autocoscienza maschile, questo ormai è un dato, ma perché è un nodo che si deve sciogliere lì. Perfetto. Rientra nel piano preventivo prendersi cura anche degli uomini abusanti, non solo delle donne Ma abusanti. anche degli uomini che stanno bene. Ci mancherebbe. Quello Ci magari. fermiamo provvisoriamente, purtroppo i nostri tempi sono quelli che sono, vi ringraziamo molto, abbiamo avuto una serie di stimoli importanti, facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di un altro argomento. Quindi io me ne posso andare. Se la TV questa qua è la televisione, state con noi. Buongiorno Sicilia. Sicilia, adesso andiamo a Catania e vogliamo parlare di una via che torna ad essere una via, come dire, ottima per le vostre passeggiate e anche per le vostre serate. È via Santa Filomena, centro storico, una traversa di via Umberto. Ce ne parlano Andrea Graziano, che è un imprenditore, un ristoratore, e Angelica Sciacca, che ha una libreria, quindi è una libraia. Ecco, pochi giorni fa accendiamo la via, c'è stata proprio lì, via Santa Filomena, ha inaugurato l'accensione di 2 nuove luminarie, illuminazione, un impianto di videosorveglianza, quindi come dire, una strada che fino a qualche tempo fa era un po' così, un po' degradata, un po' tralasciata, trascurata. Adesso guardate che bellezza che c'è, guardate queste immagini, guardatele, che sono meravigliose. Guardate, questa è la sera, una di quelle sere dal 18 novembre. Se voi ci passate, funziona ancora così, è vero? Sì, come no, direttore, diceva bene, negli anni, 20 anni fa era una via trascurata, poco conosciuta, negli anni, grazie anche agli esercenti che hanno aperto delle attività e che sono stati lungimiranti nel vederla potenzialmente come sarebbe potuta diventare, la via è diventata un punto di riferimento vero e proprio, non solo per l'enogastronomia della città, non solo per i cittadini catanesi, ma anche per i tanti turisti che ogni giorno, sia a pranzo che a cena, affollano i locali della via. Ci sono anche delle bellissime attività, c'è una libreria, appunto, la cui proprietaria è qui con me, è una profumeria. Diciamo che negli anni siamo sempre riusciti a essere
sul pezzo, cercando di differenziarci da tante altre zone, ma soprattutto la cosa che ha caratterizzato questa via è stata l'unione tra gli esercenti che hanno dato vita ora a questo progetto che abbiamo presentato ora. Quindi potrebbe essere una formula anche per altre zone questa qua. Assolutamente. Io qui leggo, perché mancavo da Catania da qualche anno, ma prima si faceva il parcheggio lì, è vero? Sì. Era un parcheggio. Cioè, questa Esattamente. cosa meravigliosa che abbiamo visto, le luci, i negozi, le cose, i ristoranti, era un parcheggio. Era un parcheggio, considerate che io ho aperto la libreria 12 anni fa e già 12 anni fa era un po' ibrida ancora la via, però il fatto di chiuderla al traffico, far passeggiare la gente, noi ci auguriamo sia un esempio per altre zone della città, perché è bello vedere una zona in questo modo. Iniziativa dei privati col sostegno del comune o no? No, dica la verità, non si preoccupi, tanto il sindaco qui è di casa, quindi parliamo con lui di tutto. In questo momento no, non c'è un aiuto. Quindi è un'iniziativa tutta vostra. Sì, nostra insieme in collaborazione anche con le attività recettive, quindi i B&B, perché negli anni sono nati anche i B&B. Questi libri sono suoi, immagino, eh? Sì, questi sì, sono... Può guardare lì, guardi, di fronte a lei. Ok, sì, sono nostri, sono miei, quei libri li abbiamo omaggiati alla gente che veniva in via Santa Filomena proprio per accendi la via. Bello, veramente bello. Ma è vero che vi volete, come dire, volete suggerire questa strada, queste cose da fare anche a Via Gemellaro? A Piazza come si chiama? Piazza dell'indirizzo della pescheria lì, ma allora realmente intanto questo progetto di fatto l'abbiamo presentato ora, ma è un progetto che viene da decenni di lavoro. Da sempre negli anni la via Santa Filomena è stata, come diciamo, un punto di riferimento e ha anche saputo superare le mode, i trend e le varie modalità che cambiano, le dinamiche che cambiano nella città. Ovviamente noi ci auspichiamo di essere da modello per i tanti bravi imprenditori che a Catania potrebbero decidere di fare rete come abbiamo fatto noi, che ripeto è la cosa fondamentale, perché da soli si fa ben poco, unendoci siamo riusciti a raggiungere grandi obiettivi. Quindi abbiamo presentato questo progetto e via via stiamo mettendo in essere una serie di iniziative legate non solo alla riqualificazione urbana, ma anche a tanti eventi che da ora in poi presenteremo via via, mese per mese. Ma fateci sapere che noi li raccontiamo. Metterete anche delle fioriere e piante capaci di assorbire l'inquinamento. Sì. Siete all'avanguardia, eh? Sì, stiamo comprando già i vasi per sostituirli anche a quelli che c'erano precedentemente e quindi anche un occhio vuole la sua parte. Abbiamo deciso che ogni locale deciderà che piante mettere. Io ho scelto un gelsomino, così c'è sempre il profumo dolce. Il gelsomino è un profumo meraviglioso. Poi ci sarà un ulivo, perché comunque noi abbiamo anche la fortuna di abitare in Sicilia, comunque abbiamo anche delle piante che naturalmente crescono da noi, certo, e naturalmente assorbono. Ma diceva Andrea poco fa, cioè, qui ci vuole, cioè, non è che si improvvisano queste cose, ci vogliono decenni. Lei era una bambina quando... avevo 24 anni, ero giovanissima. Beh, complimenti, non ne dimostra molti di più. Vabbè, grazie. Chiusa la parentesi. Quindi ci vuole un lavoro molto intenso in realtà. Sì, di fatto ci siamo impegnati a cercare di fare rete e chi sono quelli che hai fatto rete? Ristoratori? Siamo quasi tutti i ristoranti della via, non tutti purtroppo, però la quasi totalità. Poi ci sono 2 negozi e diverse attività ricettive che negli anni sono nate, quindi sono circa 6, se non mi sbaglio, bed and breakfast, fra bed and breakfast e case vacanze. Quindi però a un certo punto, quando voi vi riunite, dite bisogna cambiare, eccetera, eccetera, a un certo punto da parcheggio a questa meraviglia l'intervento del comune ci vuole, tant'è vero che lì c'era la Greca, mi pare, come no, il vice sindaco che salutiamo, che viene spesso allegoricamente acceso questo interruttore per accendere la via. Ovviamente abbiamo inaugurato queste luminarie, ma era anche l'idea di accendere la luce su una zona di Catania che negli anni è stata sempre importante, perché molti dei turisti arrivano, magari soggiornano lì, stanno pranzo e cena per 3-4 giorni,
in via Santa Filomena, poi partono e dicono ma Catania assomiglia a Parigi, perché realmente è una piccola zona che però dà tanto alla città. Noi da sempre, la nostra filosofia è stata quella di voler dare qualcosa al territorio. Il quartiere latino qua di sì, è un po'... Ma voglio dire, non è che poi uno passa di lì stasera perché ha visto Buongiorno Sicilia e non trova niente, no? No, trova veramente una bella accoglienza, sì, perché in questo momento più che mai, anche se lo è stato negli anni, in questo momento via Santa Filomena è più luminosa, più bella, più sicura, più accogliente, per cui siamo lì ogni giorno, migliaia di persone ci vengono a trovare e nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo, soprattutto mandando un messaggio che è quello che lamentandosi non si produce niente, quindi questo è il messaggio e anche il piacere di avere le istituzioni accanto a noi con questa accensione da parte del vice sindaco. Noi non siamo quelli che chiedono e si lamentano e basta, noi facciamo anche mettendoci di tasca nostra, però l'idea era proprio questa, diamo un esempio che certe cose si possono fare anche a Catania. Quindi può essere veramente uno stimolo per altre zone, altre strade. Ma io me lo auguro che sia uno stimolo per gli altri, per altre zone, anche perché ci sono delle zone stupende a Catania, cioè non solo via Santa Filomena, ma proprio tutto il centro storico è molto bello. Possibilmente però se stasera passano ci vedono in riunione, perché oggi dobbiamo parlare di alcune cose. Dei prossimi eventi, però sicuramente. Sì, ma io sono molto contento di questo perché tante volte abbiamo parlato con le istituzioni, per non fare sempre lo stesso nome che gli fischieranno le orecchie, che secondo il quale il sindaco Trantino dice Catania è fatta di due schieramenti, da una parte chi è come voi e si dà da fare, dall'altra chi invece lascia tutto come era prima, anzi ne approfitta per esempio voi con la pulizia come fate? Uno dice lì sicuramente ci saranno tonnellate di rifiuti la sera dopo che... Allora, direttore, guardi, noi siamo organizzati anche per offrirci i servizi di base, cioè quelli che dovrebbero arrivare dalle istituzioni, da sempre, anche perché non possiamo stare dietro all'amministrazione che cambia. Ben venga una nuova amministrazione che ha l'attenzione per la pedonalizzazione, per la viabilità, ma noi di fatto illuminiamo la nostra strada, puliamo la nostra strada, ci occupiamo anche delle pulizie straordinarie e ci occupiamo anche del controllo del territorio, si può dire, perché di fatto questa strada da sempre è stata pedonale, ma l'abbiamo resa realmente pedonale noi, bloccando fisicamente le persone che passavano, e alla fine siamo riusciti un po' a educare anche la cittadinanza a far sì che non si passi col motorino, non si passi con la macchina. Ma no, curiosità veramente, mi creda, perché la prima cosa che mi dicono quando incontrano me per strada, mi dicono Catania è sporca. Voi come fate allora? Voglio sapere. Noi siamo ben organizzati per la gestione dei rifiuti e della differenziata, per cui lei ogni mattina non troverà mai un sacchetto di spazzatura, cosa che succede invece negli altri. Certe volte sappiamo che nonostante produciamo tanti rifiuti, li dobbiamo tenere dentro, abbiamo delle zone di stoccaggio, le tiriamo fuori nel momento in cui con la Gema siamo organizzati che le vengono a prendere. La pulizia straordinaria la facciamo noi, quindi periodicamente la pulizia ordinaria la facciamo ogni giorno, periodicamente, settimanalmente facciamo le pulizie straordinarie, ci occupiamo anche delle disinfestazioni straordinarie, per cui siamo organizzati, diciamo che siamo autonomi. Poi l'amministrazione che diciamo ci si avvicina, che ben venga, siamo apertissimi a ogni tipo di aiuto e di supporto. Per cui l'importante per noi è mandare un messaggio, la fattibilità di certe cose, perché lo sappiamo, siamo un bellissimo popolo noi siciliani, ma siamo sempre anche molto disfattisti, quindi se riusciamo a superare questo disfattismo dicendo si possono fare le cose, sarebbe l'ideale. Bisogna essere noi stessi, cominciare da noi e poi arrivano gli altri, giusto? Sì, ma perché più che altro è come io dico sempre, se tu butti la carta per terra e dopo 50 metri vedi la carta per terra e ti arrabbi, ma tu prima sei stato quello che hai buttato la carta per terra, quindi se tu sei colui o colei che non butta più la carta per terra, la città non si sporca.
Voi siete semplice. complimenti, perché siete la testimonianza di questa nuova cultura, che è l'unica in grado di trasformare qualunque città e renderle più vivibili, accoglienti e anche gradevolissime. Complimenti per quello che fate. Informateci quando fate qualche iniziativa, magari veniamo anche a fare una puntatina, come dire, non sarebbe male, per mangiare e bere moderatamente. Ma pensi che già in settimana ci hanno chiamato dei ristoratori sia da Messina che da Modica, chiedendoci di aiutarli a creare un po' lo stesso distretto. Quindi vuol dire che siamo da modello. Diventate modello. È una cosa che ci inorgoglisce. Un esempio importantissimo. Adesso, a parte gli scherzi, noi facciamo qua le battute, perché a quest'ora di mattina, se non si sorride un po', diventa veramente pesante, però questa è veramente una strada probabilmente importantissima. Strada come via Santa Filomena, ma anche strada per come migliorare e cambiare la propria città. Complimenti a Andrea Gazzano e Angelica Sciacca. Vi verremo a trovare e voi fateci sapere le cose che fate. Grazie mille. State con noi, breve pausa, poi ci saranno, parleremo niente meno che delle Orme. Voi non sapete nemmeno chi sono le Orme. Gruppo rock degli anni 60, grandioso. Va bene, state con noi. A dopo. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, Enrico Vesco, manager delle Orme. Vediamo se lo individuiamo da qualche parte. Buongiorno, benvenuto. Allora, le Orme tornano a Catania il 6 dicembre al Teatro ABC, il 7 dicembre al Teatro Golden di Palermo, dopo 56 anni di carriera e successi come Amico di ieri, Gioco di bimba, Sguardo verso il cielo. Lì ci sono tutto il gruppo. Sono sempre gli stessi, Vesco, o sono cambiati? Beh, qualcosa è successo in questi 56 anni. Diciamo che siamo riusciti a riunire dei 3 musicisti storici che noi ci ricordiamo all'inizio degli anni 70, Michele. Di 3 ne sono riuscito a riunire 2, poi naturalmente li abbiamo diciamo messi assieme a degli altri musicisti che hanno fatto un po' la storia musicale di questo gruppo, perché chiaramente in 56 anni di carriera ci sono stati degli avvicendamenti per tanti motivi. Bene. Di età, Ecco Vesco, ma qual è l'idea di riproporre le Orme in tempo di Maneskin, in tempo di trap, di rap, di reggaeton? Come nasce? Beh, allora, una cosa che molti non sanno, perché le Orme è un gruppo che si vede poco in televisione. Le Orme non hanno mai smesso di suonare. Cioè, non abbiamo mai smesso in questi anni. Io lavoro con loro da 30 anni. Perciò non c'è stato anno in cui non abbiamo suonato. Suoniamo, forse siamo più, diciamo, considerati all'estero, ma questo non vuol dire niente, però suoniamo spesso all'estero. Ogni tanto, ogni 2 o 3 anni riusciamo a pubblicare un nuovo lavoro discografico e ecco, non siamo in televisione, per questo molti ci chiedono ma come mai no, noi non siamo mai scomparsi, siamo sempre abbiamo il nostro circuito chiaramente di teatri. Il fatto che non facciamo televisione purtroppo ci penalizza un po', ma è anche una scelta, perché sinceramente, come ha detto lei Michele, in questi tempi qui riproporre della musica che sia un po' diversa non è facile, e la nostra musica è sempre stata diversa dagli anni 70. Che tipo di musica è quella delle Orme di oggi? Beh, noi siamo rimasti fedeli al genere rock, il cosiddetto prog. In realtà è un rock sinfonico in cui tutto è possibile, musicalmente tutto è possibile. Ma io vorrei citare un artista che chiaramente è caro a tantissime persone in Italia, ma soprattutto ai siciliani, che è il maestro Battiato. Secondo me il maestro Battiato è stato uno dei principali autori di musica progressiva
in Italia, perché anche lui amava mischiare delle sonorità, dei testi particolari, e le Orme fanno più o meno la stessa cosa, magari ecco, attingendo un po' di più alla musica classica, ma poi chiaramente sul palco si va con chitarre, si va con tastiere, e le Orme sono famose per i loro suoni che provengono dalle tastiere. Questo è un filmato che sta andando di un concerto che abbiamo fatto, ecco, a Filadelfia nel 2005, e da cui è stato tratto un album e un DVD, che poi è l'unico DVD ufficiale delle Orme in 56 anni di carriera, ed è stato tratto proprio da questo concerto al Near Fest. Questo è il cantante storico che per motivi personali non ha potuto partecipare a questa riunione, a questo tour, e che salutiamo naturalmente, perché è stato il cantante per tanti anni delle Orme. Come no. La domanda che le faccio è questa: ma dopo i concerti del 6 dicembre all'ABC di Catania e il 7 al Golden di Palermo, si scioglieranno le Orme oppure hanno altri progetti? No, allora non si scioglieranno, perché chiaramente noi continueremo come sempre. Questo progetto tra l'altro si chiama Le Orme and Friends e prende lo spunto da una cosa che ho pensato io di fare, cioè quella di cercare di riunire tutti i musicisti storici delle Orme, e appunto a parte il cantante che non ha accettato, ci sono riuscito, perché in questi due concerti della Sicilia troveremo con noi anche Tolo Marton, che è stato chitarrista delle Orme, lui è stato uno dei compositori di Amico di ieri, che prima Michele ha citato, che Amico di ieri è stata composta nel 1975 a Los Angeles, e fa parte un po' della storia musicale delle Orme. Io ho cercato di riunire questi musicisti, e non solo, ho chiamato anche degli altri bravissimi musicisti italiani, e da questo progetto è nato un triplo CD. In un'epoca in cui a malapena si fa un singolo, noi abbiamo fatto un triplo CD. Fantastico. Di quasi 3 ore, eccolo qua, si chiama Le Orme and Friends. Le Orme and Friends. E ha una caratteristica, questo triplo CD non è andato nei negozi, perché praticamente si è esaurito in preordine, cioè noi abbiamo lanciato un preordine ai nostri fans, e i nostri fans come sempre hanno risposto presente, e praticamente questo triplo CD è uscito il 13 ottobre ed è finito il 12 di ottobre. Complimenti davvero, è stato un grande piacere ritrovare le Orme. La prego di salutare i vecchi e i nuovi, perché noi eravamo fan scatenati delle Orme a suo tempo. Ricordo l'appuntamento: 6 dicembre all'ABC di Catania, 7 dicembre al Golden di Palermo, le Orme. Grazie a Enrico Vesco per essere stato con noi. E viva Grazie la musica delle Orme. E adesso facciamo una breve pausa e poi torneremo ancora in studio in diretta. State con noi, buongiorno Sicilia. Viva Marco, ma col maltempo si vedono le stelle. Marco Amato, buongiorno. Buongiorno, sì, si vedono, anche perché grazie a Dio con i mezzi tecnologici moderni oggi abbiamo le effemeridi e le osservazioni del cielo che nonostante i temporali ci fanno vedere sempre la luce delle stelle. Che bello. Allora, oggi verso chi è puntata la luce delle stelle? Allora, oggi l'attenzione delle stelle è puntata su una bellissima ragazza del segno zodiacale del Toro. Parliamo infatti di Elodie, che mi ha colpito moltissimo proprio per le sue doti canore, assolutamente la sua bravura, e per il fatto che l'ho trovata assolutamente femminile, vincente, molto metamorfica, un po' come la signora Ciccone mi ha dato quest'idea un po' a Milano, la sua lap dance, ma anche a Napoli quando ha indossato la maglietta di Maradona. Insomma, il suo essere femminile, sempre elegante, ma sempre con un touch di adattamento al luogo e alla situazione. Tutto questo è il valore Toro.
Toro è il primo segno di Venere ed è un segno che mi emoziona molto sempre raccontare, soprattutto al femminile, proprio perché la prima Venere dello zodiaco, nel primo segno di terra fisso, si esprime in una maniera tellurica, immediata. Il Toro è un segno senza parola, infatti se dovessi descrivere una Toro mi piace sempre riecheggiare la citazione di Gabriel García Márquez di Cent'anni di solitudine, uno zibaldone in cui c'è una serie di camei di personaggi indimenticabili, di cui quello che mi colpì più di tutto fu Remedios la Bella. Era talmente bella ed era talmente vicina all'essere l'incarnazione della natura che al suo passaggio le fonti d'acqua ribollivano, i fiori sbocciavano e le vacche si ingravidavano da sole. Un omaggio quindi alla femminilità Toro, che è sempre pronta alla difesa del proprio territorio e della propria individualità, tant'è vero che la nostra Elodie, assieme alla sorella Fei, è una strenua lottatrice per i diritti LGBT e per i diritti sulle donne. Quindi complimenti Elodie, brava, bella e con una mente che pensa proprio al femminile. Oggi quadratura Sole-Saturno, come abbiamo detto ieri è iniziato il periodo del Sagittario, quindi viva i segni di fuoco, corroborati anche dal fatto che c'è la Luna in Ariete oggi, quindi Ariete, Leone e Sagittario protagonisti della giornata. Va bene fuoco quindi anche all'Aria, Acquario, Gemelli e Bilancia, che in amore rilanciano tutti e tre in tre maniere diverse. Un po' più rallentati Terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno, che devono fare un po' i conti con le conseguenze di azioni forse fatte pensando di fare dei passi un po' troppo lunghi per la gamba. E per ultimi gli Acqua, che un po' confusi proprio perché i pesci riceve proprio la quadratura ospitando Saturno dal Sole, calo di energie, ma tante cose da fare, soprattutto il lavoro che li impegna a tutto campo. Scorpione e Cancro invece sono più propensi a riprendere affetti, famiglia e soprattutto carriera e investimenti su se stessi, una nuova voglia di identità felice e un pochino più disimpegnata e defilata. E detto questo vi auguro una splendida giornata. Grazie anche a te, complimenti per la tazzina naturalmente, meravigliosa anche oggi. Allora diamo un'occhiata ancora a un quotidiano? Guarda, una curiosità, una cosa strana che è successa all'OpenAI, un uomo solo al comando, Altman, torna con pieni poteri perché la minaccia di passare a Microsoft ha avuto il suo effetto, licenziati i membri del board che lo avevano cacciato, quindi venerdì è stato licenziato Hai capito? e adesso è stato riassunto perché 550 dipendenti di OpenAI avevano minacciato di andarsene e lasciare l'azienda, quindi lui torna da solo al comando vincitore per quella che sarà l'intelligenza artificiale. Il 23 novembre del 1890 invece a San Francisco entrava in funzione il primo jukebox. Diventato famoso grazie a Happy Days, insieme al flipper ha segnato un'epoca diventando il simbolo dell'intrattenimento nei bar. Siamo al 1924, 23 novembre, Edwin Hubble cambia la nostra visione dell'universo e dimostra che la Via Lattea non è l'unica galassia. Con il suo telescopio. Il 23 novembre del 1936 segna l'arrivo in edicola del primo numero di Life, l'antesignano dei settimanali basati sul fotogiornalismo fondato da Henry Luce, che raccomanda ai suoi redattori di seguire una sola regola per raccontare la vita: osservare il volto dei poveri e i gesti dei potenti. Pensa? Il 23 novembre dell'80 è una data che ci ricorda il terribile terremoto dell'Irpinia. Guardate un po' che scene, che immagini terribili tra la Campania e la Basilicata, un solo spaventoso minuto che ha portato a 3.000 morti e 300.000 case distrutte. 23 novembre 1991, un giorno prima della sua morte, Freddie Mercury annuncia di essere affetto da AIDS, informando il mondo della minaccia della malattia. Morirà 24 ore dopo, a 45 anni. Povero Freddie. L'anno dopo, il 23 novembre del 92, IBM introduce il primo smartphone della storia. Permetteva di inviare email e fax accanto a opzioni come la calcolatrice, alcuni giochini, il tutto gestibile direttamente sullo schermo, ma col pennino.
Giuseppe Di Matteo non aveva ancora 13 anni quando il 23 novembre 1993 fu rapito da Cosa Nostra, tenuto prigioniero per anni, torturato e infine disciolto nell'acido. Un povero ragazzo che visse tra le torture quella che doveva essere la stagione dell'adolescenza, dei primi amori e della speranza. Una delle tragedie più terribili della mafia. Il 23 novembre del 92 è nato Miley Cyrus, celebre star pop idolo di milioni di teenager. A 15 anni si è affermata come cantautrice, i suoi 8 album da solista, eccola qua, hanno venduto 1 milione di copie. Adesso noi ascolteremo uno dei suoi brani, Flowers, che racconta la serenità ottenuta dopo una relazione finita, la consapevolezza insomma di potercela fare da sola e non avere necessariamente bisogno di un partner per stare bene, e questo può in qualche modo ricordarci i temi di oggi. State con noi anche domani, buongiorno Sicilia e buona giornata. A domani.